Buongiorno, sono qualcuno, per favore mi potete fare ascoltare la canzone dei Linkin Park, The Catalyst? È la canzone adatta per alla Catalla e il Linkin Park, insomma, non so fino a che punto si prestano alla nostra trasmissione. Non so manco chi siano, che fanno i Linkin Park? Dai, sono famosi, ma io non li conosco. Ti faccio sentire qualcosa, vuoi sentire qualcosa dei Linkin Park? Vediamo un po' che cosa troviamo. Io conosco uno alla fiera che Linkin Park, uno che Linkin Park, nel senso che non c'entra. E mi sono dai King robusti. Ti faccio sentire questa, per esempio. Per esempio? Dai, famosa. Linkin Park, famosa. Cos'ho? Linkin Park. Ma quando canzone avevamo di queste Linkin Park? Ti faccio sentire quest'altra. Questa è famosa. What I've Done, famosissima. Ti faccio sentire Shadow of the Day. Sono tutti stessi. Vabbè, ti faccio sentire. Cancia l'intensità, ma poi sono gli stessi, non è che. Waiting for Dead. Vedremo. Tanto questa è nuova. Ma fanno un bordello, non è che cantano, fanno un bordello. Somewhere I Belong. Come? Ma sono un po' karaoke, come cantano? Che musica è? Scherzi. Che ho cantato tu? Numb insieme a Jay-Z. Qui? Numb insieme a Jay-Z. E qui è Jay-Z. Thank you. Eccolo qui. Ah, è Babbalecco. Non è Babbalecco. Via po'. Effettivamente se riesco a farmi sentire nuovamente, perché anch'io. Aspetta, sentiamo. Ecco. Thank you. C'è chi che Linkin Park, chi che dice thank you. Va bene. La stiamo bene, vai. Lasciamo come stare. si chiama? Mi conosco. Linkin Park. Anzi, facciamo una cosa, visto che ci hai chiesto questo genere di canzone così, sì, esatto. Insomma, un po' particolare. Metto io una canzone, compatibile con i suoi gusti. Sì, come no, compatibilissima. Aspetta che ce la metto io, porco di un cane che non sarà per sta cosa. Aspetta che ce la metto io. Come si chiama? Chi sono? Linkin Park? No, si chiama Linkin Park. A Linkin Park. No. A Linkin Park. No. Tu chiedi che preparano le scatole per Natale. Linkin Park. A Linkin Park. E c'è chi lo Babbalecco che si chiama Jay-Z. Come si chiama? Jay-Z. Come? Jay-Z. Pieppo. E ci impinge la lingua, mi scrive Linkin Park. Tra l'altro credo che i Linkin Park siano tra i gruppi preferiti da Gianluca il piastrellista, se non ricordo male. Sì? Che in questo momento sarà arrabbiatissimo per tutte queste cose. Vabbè, pazienza. Avrà anche le felpe, no? Sai quelle felpe Linkin Park? Per davvero? Sì, esistono anche le felpe, ci sono i poster, tutta una secolo qua. Questo è bellissimo. Ci metteva uno catanese. Bravo. Umberto Bassano. Ciao, sono Umberto Vorrei Bassano. sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu maestra mi parlerai. Alla Catalla. A Linkin Park. A che fare con Linkin Park? No. Umberto Balsamo che balla, che è una cosa già bella veramente bella. Mi ricorda quando ero piccolino. Ma poi è nostra, ne vogliamo parlare, è caro vero, amico, a Linkin Park. Senza nulla togliere ai Linkin Park e ai fans dei Linkin Park, però insomma teniamoci le cose di casa nostra che sono belle ugualmente.